riferimento al tema di questa assemblea seminatori e cercatori credo sia importante proprio nel compito educativo degli scout in relazione al tema dell'accoglienza, educare a un linguaggio nuovo, un linguaggio che sappia essere ancorato al bene e promuovere proprio una cultura del bene, una cultura di una conoscenza dell'altro che sappia trovare il bene in ogni persona, contro quella logica un po' di violenza e di aggressività che a volte porta a un linguaggio che esclude l'altro. Per questo credo anche che sia necessario educare i nostri giovani, a una fiducia nell'altro, a saper cogliere nell'altro il valore prezioso che porta, e questo però chiede anche pazienza, la pazienza educativa, di saper seminare, saper coltivare con grandi tempi che chiedono che la realtà dell'accoglienza e dell'inclusione sociale possa crescere piano piano. E in questo percorso ci sono delle difficoltà e per questo è necessario avere anche tenacia, resilienza, capacità di resistere insieme, di sostenerci come comunità per favorire questa crescita di una cultura nuova e avere uno sguardo lungimirante che sa guardare più in profondità, che sa dare ai giovani una prospettiva più lunga, che va oltre a quello che è il dato economico del consumo, ma sa valorizzare la comunità e il bene che ciascuno porta. Quindi la cultura di ciascuno è un dono prezioso e ognuno è portatore di una cultura unica che va accolta, e quindi il grande messaggio è che per essere cercatori e seminatori di un'accoglienza è necessario accorciare le distanze e valorizzare le differenze. Il modello di accoglienza che passa necessariamente attraverso la decolonizzazione del nostro immaginario, perché si tratta di persone e siccome siamo tutti portatori di valori, culture, storie, religioni, usi, costumi che non necessariamente si somigliano, quando avviene l'incontro abbiamo bisogno di seguire il paradigma dell'intercultura, cioè i tre tempi, il tempo della scoperta, il tempo dell'osservazione e il tempo della comprensione, che favorisce non soltanto il venire in aiuto a chi ne ha bisogno, ma favorendo anche la sua inclusione nel contesto sociale, culturale, politico e religioso dove è venuto ad approdare. Perché oggi come oggi non si deve più parlare di resistenza, ma di resilienza, avere la capacità di fotografare la società e nel nostro piccolo aggiungere un tassello che consenta agli ultimi di raggiungere quello che è determinante per la loro vita e di sul qua anche per la comunità, in modo tale che ogni soggetto che vive in Italia sia in grado di dare il suo contributo per il suo sviluppo morale, culturale, sociale, religiosa e economica. E quello è il nostro sogno, e l'incontro di questa mattina aveva anche come scopo di individuare le vie percorribili che rendono effettivamente stare insieme accanto a chi viene da una terra lontana, senza per questo che si senta obbligato a rinunciare alle sue specificità, ma che diventi poi un laboratorio di arricchimento mutuale. Tutti per tutti, perché in fondo c'è lo stesso cielo per tutto il mondo.